L'area che ci interessa descrivere dal punto di vista linguistico possiamo considerarla sicuramente tra le più interessanti della regione friulana, ma non solo della regione friulana. Si tratta in modo particolare del quadrante nord-orientale della nostra regione che comprende la Val Canale, Canal del Ferro e parte della regione della Carnia, parte dell'area carnica. Ebbene, proprio in questo settore, proprio in questa area, troviamo caso unico per quanto riguarda l'Europa, l'incontro proprio delle tre maggiori famiglie linguistiche del nostro continente, in modo particolare la famiglia linguistica neolatina, alla quale sia il friulano che l'italiano appartengono naturalmente, dell'area linguistica slava e dell'area linguistica germanica, che appunto convergono in qualche modo proprio sull'area che è oggetto del nostro interesse, quindi sulla Val Canale. E in quest'area dobbiamo dire che nella competenza attiva di molti parlanti, e anche non solo delle generazioni più anziane, ma anche di molti giovani, c'è appunto la competenza attiva di tutte e quattro le varietà presenti, quindi di quella germanica, di quella slava, di quella friulana e di quella italiana. E molte volte, per quanto riguarda sia quella germanica che quella slava, e quella slovena, quindi abbiamo la competenza sia di quello che è la variante colloquiale, la variante locale, sia di quella che è la lingua standard, quindi sia il dialetto carinziano, diciamo così, per quanto riguarda la varietà germanica, sia dell'Hochdeutsch, quindi del tedesco standard. Questa area dobbiamo considerare che ha avuto un'evoluzione molto forte nel corso soprattutto dell'ultimo secolo, dal momento che l'area per la prima volta, a partire da Pontebba, che come sappiamo segnava il confine tra la Repubblica Veneta un tempo e l'impero d'Austria, quindi tra Regno d'Italia e l'impero d'Austria dopo la Prima Guerra Mondiale, ebbene la Val Canale, quindi la parte da Pontebba per andare fino all'attuale confine di Stato, dopo Tarvisio, per la prima volta viene a fare parte di un'unità politica che gravita verso le terre italiane. Si ha un forte cambio di popolazione all'interno dell'area della Val Canale, dal momento che con la politica delle opzioni esercitata dal governo italiano tra le due guerre si ha l'abbandono di molti abitanti della Val Canale che preferiscono, diciamo, dopo essere stati indennizzati per la perdita dei beni, preferiscono trasferirsi nella vicina Austria. Quindi diciamo che mentre subito dopo la Prima Guerra Mondiale la composizione etnica della valle, la composizione linguistica della valle vedeva una netta prevalenza della componente germanica, già con la Seconda Guerra Mondiale, subito dopo la guerra naturalmente, questa componente germanica è diventata di fatto minoritaria, come anche minoritaria è rimasta la componente slava, slovena, dal momento che gli stessi sloveni hanno preferito optare, quindi hanno preferito trasferirsi in Austria piuttosto che non restare nei loro paesi. Quindi diciamo, possiamo dire che in questo momento le due componenti, che erano le due componenti originarie, diciamo caratterizzanti della Val Canale, si trovano a essere componenti minoritarie. Insieme con queste componenti minoritarie abbiamo naturalmente la componente friulana, che è stata la più forte, diciamo, fonte dell'immigrazione all'interno della valle, e poi naturalmente una componente italiana, dal momento che Pontebba, ma anche lo stesso Tarvisiano, un tempo erano punto di dogana, di scambi, di commerci, quindi anche sede di importanti uffici dell'amministrazione.